Bella raga, ciao a tutti dal Comendone Veneziano, entriamo nel mese comendiano, nel mese preferito dal Comendone Veneziano, il mese di Natale, dicembre. E con dicembre raga ci sarà il video solito degli acquisti comendiani più, come è stato per la Games Week, e quando c'è il compleanno o magari eventi importanti, che ne so, vado al negozietto mio di retro gaming, robe così, ci saranno anche gli acquisti ovviamente del speciale di Natale, dove Babbo Natale come ogni anno passa a portare i regalotti al cume. Intanto qua ho un po' di roba che mi è arrivata e questi non fanno parte ovviamente dei regali di Natale. Allora partiamo subito a bomba, si parte con la musica. Nirvana, In Utero, in quello che volete. 30° anniversario, bellissima edizione con un album con foto, proprio bello. Purtroppo non sono riuscito a tenere l'etichetta, l'adesivo, perché a volte ce la faccio, a volte no, però non potevo non prenderlo. Nirvana In Utero, o In Utero, perché io devo sempre dare la doppia versione di pronuncia, perché è così da contratto con YouTube. E ci siamo. Poi ultima canzone dei Beatles, singolo Now and Then o Now and non lo so. Comunque non potevo non prenderlo, perché le collezioni comendiane devono, come si dice, nel mio carniere privato devo collezionare tutto, anche diciamo singoli così, che per carità ce l'ho già questa canzone negli album che abbiamo visto dei Beatles, il cofanetto blu e rosso, però lo volevo anche così. Poi andiamo avanti con due giochini Nintendo 3DS Mario Kart 7, non ha bisogno di presentazioni. Poi questo sono riuscito a prendere lo scatolato, se la cifra lo permette io vado anche di scatolati con SNES Olympic Summer Game. Con questo chiudo i giochi delle Olimpiadi che volevo. Eccolo qua. Papà. E non vedo l'ora di fare un video su tutti i giochi delle Olimpiadi del Cume. Olympic Summer Game Atlanta 96. Prevedo un po' come Lillehammer, gioco difficilissimo, impestato. E poi mi sono preso un po' di carte di Magic che mi mancavano e ho fatto un per due di due carte di Jurassic Park che sapete sono per me un po' care. Allora, qua per il mio mazzo dinosauri, Planeswalker, Outley o Outley o come volete voi, perfetto. Poi ho preso un per due di Urza Lore Height Artificer, carta mostruosa. Dino DNA, o Dino DNA, lascio voi la scelta, carta troppo iconica per non prenderla, me ne basta una. Poi ho fatto il per due, che ne avevo già una, visto nel video di novembre, Permission Denied o Denied, o Spitting dell'Aposauro, o Spatting, o come cazzo volete voi raga, io non so più come dirvelo, con il Dennis Nedry della situazione, scusate raga, è un momento difficile, sto sistemando tutte le cose di Natale, sono distrutto. Ecco. Poi abbiamo Urza Saga, così ce l'ho in per due, è una versione alternative, grande terra. Damnation, anche questa vado in per due. E dopo per il mazzo Dinosaur e tali, Primal Conqueror, grande carta questa, in versione alternativa. Poi qua abbiamo Gizat, Avatar del Sole, tanta roba anche questa. E chiudiamo, così anche qua di questa faccio un per due, di Ragavan Ladruncolo Agile nella versione alternative. E godo. Raga, un saluto al Comendone Veneziano, gli acquisti di dicembre partono discretamente bene, ma prevedo un Natale devastante. Ciao! Raga, andiamo avanti con gli acquisti di dicembre. Sicuramente il video del Sega Dreamcast c'è già stato, ma dobbiamo portare anche qua, insomma, l'ultima per la comendiana. Arriva il Dreamcast, l'ultima console. Ho cominciato, come già spiegato
per il video dedicato alla Sega Dreamcast con gennaio 23 col Sega Saturn, e siamo arrivati al Dreamcast. Tutte le console che volevo ci sono, questa non è nuova chiaramente, questa è la scatola del Dreamcast, qua abbiamo i due giochi, Virtua Tennis, meraviglioso, e poi vabbè, un gioco che non ha bisogno di presentazioni, il migliore della serie, Virtua Striker 2 versione 2000, e si gode. Quindi è arrivata, raga, adesso diciamo le console ci sono tutte. Posso prendere o edizioni speciali o qualcosa di particolare, ma tutte quelle che volevo sono nel carniere cumendiano. Poi qua altri giochi che ho recuperato Salt Lake City 2002 per PC a 5 euro, che così ci spariamo il video con tutti i giochi delle Olimpiadi di Cumendiani, me ne manca uno in realtà che deve arrivare. Questo gioco storico del Cume che giocavo nel lontano 2003 mi sembra, gioco di tennis per PC bellissimo che porterò sulla postazione Retro PC, e questo per Play 2 a 2,50 Top Gun, e si gode, raga. Gli acquisti di dicembre continuano bene, e però qua, raga, ci sono i paccotti per lo speciale di Natale. Ciao! Bella, raga, andiamo avanti con i regali di Natale, anche se il Natale è vicino, quindi sono stragasato. Questi sono acquisti bomba, ragazzi. Sega Bass Fishing, giocone, vabbè, che non ha bisogno di presentazioni, per il Sega Dreamcast, e godo. Certe cose non le metto sotto l'albero per vari motivi, insomma. Poi, controller della Nintendo per Nintendo Cube arancione, qualcosa di no epico, di più, meraviglioso. E ciao. E qua, vabbè, la chicca delle chicche. Avete visto, vero, Sega Bass Fishing? Lo avete visto pochi secondi fa. Presto ci sarà il gameplay atrocissimo con il controller canna da pesca. Qualcosa di meraviglioso, raga, il Cume vi porta a pesca con il Cume. Ciao! Bella, raga, continuiamo con gli acquisti di dicembre, non sono quelli di Natale, che sono un'altra cosa. E partiamo, recupero PlayStation 4, Medieval, il remake, tanta roba. Se riesco prendo anche la versione PlayStation 1 e godo. Torniamo con il Dreamcast, console che mi sta facendo gasare ai massimi, sto godendo come un porco lodro. Dreamcast, Virtua Atlete, perché è atlete, ragazzi, 2K. Bellissimo, ho giocato anche in sala giochi. Top Gun, Combat Zone, e godo. Sega Classic Collection con delle perle, tra cui Monaco GP e soprattutto Outrun, il primo. Penso in versioni anche migliorate, nel senso con una grafica un po' migliorata, e comunque nel complesso un gioco più pulito, ecco. Però tanta robina. Raga, ci stiamo avvicinando a grandi passi ai regali di Natale cumendiani, che saranno veramente bestiali. Ciao! Raga, i regali aumentano sempre più, e anche il godimento, ovviamente. Tra la cumendina e il bacottino, il cumendino, la situazione è sempre più devastante. E qua, ragazzi, un altro acquisto cumendiano fatto da me, ragazzi, questo l'ho costruito io, incredibile. Un Lego dei Guardiani della Galassia, un attimo solo. Tanto qua vediamo villaggetto di Natale, facciamo così il Natale quest'anno. Non serve fare il video dedicato, tanto insomma quello è villaggetto. E poi qua, raga, abbiamo i 7 nani, e godo. Eccoci qua. Possiamo tornare. Vabbè, qua abbiamo la posta. Qua vediamo il dettaglio. Eccoli qua. I mitologici Lego. E si gode. Dei Guardiani della Galassia. Groot e Star-Lord. Qua vediamo invece l'esternazzo cumendiano
Eccoci qua con la renna in tutto il suo splendore, l'albero esterno con lui. E qua ovviamente lo facciamo rivedere l'albero privato cumendiano dello studio, chiaramente è un albero a tema biscottini. Eccoci qua. Il biscottino che gioca a basket è il mio preferito. I God. Buono raga. Gli acquisti cumendiani fuori dal Natale forse sono finiti, se arriva qualcos'altro ovviamente registro. È chiaro che adesso arriverà proprio il video bello corposo degli acquisti di Natale, c'è tantissima carne al fuoco dal punto di vista gaming. E si gode. Bella raga, ciao a tutti dal Comendone Veneziano, eccoci qua per gli acquisti di Natale speciale, Natale appunto, sì, sono gli acquisti di dicembre speciale Natale, quindi raga tantissimi regali da parenti, amici, morosa, autoregali, un bordello mostruoso ragazzi, partiamo a bomba perché c'è tanta carne al fuoco e partiamo con i regali videoludici che sono tanti. Cominciamo da un acquisto capriccio, non vale i soldi non vale i soldi spesi, è una cosa in più, è solo da collezione. Io l'ho provata comunque, non mi dispiace, anche se ripeto, non vale 219 euro, ma signori, arriva la PlayStation Portal. Un capriccio comendiano, ma me lo sono preso. 150 euro secondo me è il prezzo di questa console, che non è una console perché in realtà è solo un modo per giocare in remote. Eccola qua, e uno. Poi, questa l'ho presa, trovate in sconto a 39 euro, una specie di Commodore Mini, che non è ovviamente con il brand ufficiale, però a 39 euro non potevo non prenderla, e si gode. Poi, guarda un pezzo grosso, così mi sono tolto anche le console di nuova generazione. Eccola qua, aspetta, scusate. Xbox Serie X, e vai. Eccola qua, in tutto il suo splendore. Ecco la scatola, che purtroppo mi è arrivata un po' rotta, lasciamo perdere. È Natale, siamo tutti più buoni, pazienza. Poi andiamo con i giochi, molti recuperi anche del mio negozietto di fiducia di retro gaming. Cominciamo. Ci sono in mezzo anche regali dei miei amici, tutto ma non vado a specificare se no è un bordello. SNES, Aladdin, molto bello. Mamma, ho perso l'aereo, purtroppo uno scatolato che vale una fortuna. E si gode. Questo ho trovato una cifra, ciao. Mamma, ho perso l'aereo 2 scatolato ragazzi, tantissima roba. Poi, PlayStation 1. Non guardate i prezzi che sono solo indicativi. Porsche Challenge. Monaco Grand Prix Racing Simulator 2. Pandemonio, purtroppo la scatola è un po' rovinata e Platinum che i collezionisti si incazzano. Mamma mia, sono già impaurito. Poi PSP Resistance Retribution Deluxe Edition, tanta roba. Poi abbiamo un po' di giochi moderni. Resident Evil 4 Xbox Series X, Jedi Survivor, Forza Motorsport, Sega Mega Drive, Pinocchio, lo cercavo da una vita. Questo lo regalo per Commodore perché mi piaceva la scatola, mi ha regalato nel negoziante. Batman per Commodore. Cercavo da troppo, Virtua Cop 2 Sega Saturn. PC, Jurassic Park The Game, altro gioco che cercavo da una vita. International Winter Sport GameCube.
Coppa del Mondo di 15, PC. Scusate ragazzi, sono in una posizione un po' difficile. Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, PC. Harry Potter e il calice di fuoco, PC. Driver, PC. Dana Crisis 2, PC. Harry Potter e la pietra filosofale, PC. Harry Potter e la Camera dei Segreti, PC. E chiudiamo la parte videoludica con NHL 2000. Vediamo nel dettaglio la Portal, eccola qua. Perfetto. E qua abbiamo l'Xbox Series X messa in salotto, ovviamente, così posso guardarmi anche i Blu-ray in 4K tranquillamente. Qua abbiamo la prima panoramica con sotto l'albero i regali videoludici. Adesso ragazzi passiamo a un altro settore ben bello grosso, cioè i pop. Anche i miei amici mi hanno regalato 800 pop, ormai non so neanche più dove cazzo mettermeli, però vive i pop. Cominciamo con un pop storico, stellare, da collezione. I 100 anni Pinocchio in versione obesa. Questo è veramente tanta roba ragazzi, è stupendo. Eccolo qua. No, poi possiamo vedere nel dettaglio anche meglio, che ragazzi adesso sono anche un po' in difficoltà. Poi 100 anni Disney, Toy Story, Woody, C3PO in edizione Special Edition, bellissimo. Poi Minnie e Topolino in versione gingerbread, io e la Comendina praticamente. Aiuto. Minitor biscottino. Darth Vader in versione Disney 100 Amazon Exclusive. E questo dovrebbe essere l'ultimo pop. Doctor Strange, Marvel, con la copertina del Masterworks che ho, stellare. Scusate ragazzi, ho dimenticato uno dei pezzi più importanti. Luke Skywalker, Star Wars in versione big fumetto. Tantissima roba, stellare anche questo, cioè non so cosa dire, sono tutti regali dei miei amici questi, Scioccante e meraviglioso allo stesso tempo. Ragazzi, andiamo avanti con il reparto film, tanta bella carne al fuoco e belli anche steelbook. Oppenheimer, film capolavoro. Aspetta un attimo, ok. Gran Turismo, una delle mie serie preferite in assoluto, sempre steelbook. Indiana Jones, ultimo film, altro capolavoro in steelbook. Cioè, il film non è un capolavoro, però la steelbook è bellissimo. Il Grinch, che mi mancava come film di Natale. Big Fish, film preferito del Bode, e me l'ha regalato. Andiamo avanti con Natale. Le avventure di Bianca e Bernie, Disney. Bianca e Bernie nella terra dei canguri, vi sto completando anche le saghe Disney. E cofanetto con Polar Express, la fabbrica di cioccolato, Happy Feet e il regno di Gahul, che non ho mai visto, per gli altri mi interessavano, a 9 euro, non puoi non prenderlo. Adesso andiamo con la musica. Peter Gabriel, l'ultimo album, devo ancora sentirlo, ma me ne hanno parlato bene. Vabbè, Peter Gabriel, una delle presentazioni, una delle soundtrack più belle, American Gigolo, di Giorgione e godo. E capolavoro
edizione speciale Pink Floyd, non serve aggiungere altro, versione giapponese mostruosa e si gode al massimo. Andiamo avanti. Mousepad per il mio PC retro, torna al futuro. Aspetta un attimo che ho fatto una cavolata, ho troppe cose in mano. Poi qua cover per i miei tablet pink, celeste, un verde bello che non saprei definirlo e un arancione cume. Andiamo avanti. Beppe, quest'anno solo un fumetto, il grande libro del Joker. Mi mancava, non potevo non prenderlo. Puzzle del Milan, anche se non voglio parlare di calcio. Complimenti all'Inter per la seconda stella. E Peluche di Leonardo, la mia tartaruga ninja preferita. Ok. Regalo dei suoceri, bellissimo, Monopoly, Star Wars, ciao. Sanno che sono un ragazzo un po' problematico. Magic, Lost Caverner Ixalan, la versione del bundle, quello il gift bundle. Questo non farò l'unboxing. E qua abbiamo un orologino, sapete che è la mia collezione, che sto un po'... sono più dedicato a altre collezioni adesso perché gli orologi purtroppo è quella più dispendiosa e purtroppo la povertà avanza. Edizione speciale dei Simpson, biscottosa, molto molto bello, che metterò comunque perché io gli orologi li metto. Perché non ha senso comprare una cosa per non metterla a mio modestissimo parere. Ok, e adesso abbiamo, aspetta, prima dell'ultima parte, degli ultimi regalini della nuova collezione, che non è colpa mia ragazzi, ve lo giuro, un action figure di Thanos, e questo che lo aspettavo da una vita, ho aspettato a Natale, questo lo terrò così, è Star Wars, Anakin, Yoda e Obi-Wan, alla fine del Il ritorno dello Jedi, nella scena più bella della storia del cinema. E godo. E chiudiamo con l'ultima nuova collezione del Cume, cioè non è colpa mia, poi non sarò io a costruirli. I Lego. Questo l'avete già visto a novembre, però non abbiamo avuto tempo di costruirlo, anzi non ha avuto tempo la comendina, quindi l'ho messo sotto l'albero, Indiana Jones. I Lego per fortuna spendiamo massimo, ci siamo dati 59 euro come prezzo massimo, non quelli giganti. Se no alla fine. Jurassic Park, questa è l'altra scena iconica, la cacchetta poi del Triceratopo, ciao. Poi, grandi regali dei miei amici, Batman, del primo Batman di Jack Nicholson quando vola con, insomma, per colpirlo, diciamo. Eccolo qua. Scusate, sono un po' cotto e sudato perché è un Natale caldino. E questo che secondo me è un capolavoro, la casetta di App con i bambini e tante belle cose. Adesso facciamo un recap, sono finito ragazzi. Eccolo qua raga, il recappone, intanto ecco qua Serie X ancora, Lego, guardate che bello raga. Una cosa bella è che tantissima di sta roba sono degli amici, cioè spaventoso. Pinocchio stellare. Vabbè, diciamo che il reparto giochi è mio, ecco. Eccoci qua. Dopo certe cose le vediamo nel dettaglio singolarmente. E niente raga. Questo è il Natale comendiano. Chiaramente i regali della comendina li ho tolti, però ci sono anche quelli, più quelli di tutti gli amici che ho fatto io, anche là 2000 pop al secondo. Abbiamo, come si dice,
le azioni della Funko Pop sono al 3000%, ma penso che ne abbiano preso in totale più di 10 sicuro, una quindicina di pop. Vabbè, tra amici e tutto. Commentini sulle singole console, l'abbiamo chiuso dopo la Play 5 anche l'Xbox. Niente da dire, l'ho già provata, per certi versi per me è meglio che la PlayStation, lo sapete. La porta, abbiamo detto, è un capriccio da collezionistico, nulla più. Se non aggiorneranno qualcosa, perché non puoi fare niente, ricordo sempre che chi ha se sente la PlayStation 5 non puoi fare nulla. Eccoci qua. Poi sta specie di Commodore, così la voglio provare, sono curioso per quella cifra, l'ho preso. E dopo tutti i giochi, abbiamo perso l'aereo sicuramente, è un valore aggiunto con lo scatolato, Virtua Cop 2, anche Resistance in PSP mi mancava, l'ho recuperato. Pinocchio, quello lo lascio a voi. Cioè, ho fatto dei bei recuperi anche a livello di CD pochi, ma buoni. Ecco, fumetti quest'anno, però anche per discorso di spazio, sapete che i fumetti della collezione più piccina. I Lego mi fanno un po' paura, però dai, non ne prenderò tantissimi per fortuna, perché sono tanti brand belli, però bisogna fare una scelta anche ragazzi, perché sennò alla fine... E niente, beh, ecco l'action figure qua di Star Wars, le action figure sono bellissime, le lascerò così, credo, solo capire anche lo spazio come fare. E niente raga, sono strafelice, stracontento, Natale passato in famiglia, alla grande, amore, perché parliamoci chiaro che i più importanti sono i sentimenti e tutto, dopo se hai anche la fortuna di avere amici che ti fanno regali del genere, più l'amorosa, più gli autoregali che sono sempre comunque i migliori da un certo punto di vista, e allora è la cosa migliore. Io mi scuso se ho fatto pochi video in questo periodo, ma ero impegnato veramente col lavoro e tutto, ho fatto fatica. Adesso però torneranno a bomba video, penso però che la parte gameplay diminuirà sempre più, lascerò proprio quei 2 o 3 giochi che può essere GP4, magari delle aggiornamenti, delle mod di PES, però penso più sul retro, cioè giochi moderni ormai difficilmente li porterò, ecco, questo lo voglio dire. Chiaramente tutti i gameplay, tra virgolette, fatti però dalla webcam con le console vecchie, quelli ci saranno ovviamente, cioè così, voglio portare così il canale, tanto ripeto, è un canale che mi diverto, è un modo per anche catalogare tutto e portare le mie passioni con voi. I gameplay, sinceramente, sai che Formula 1 così, dopo troppi anni a fare le stesse cose, adesso voglio un po' staccarmi da quel che GP4 ci sarà, perché tutto quello che è retro ovviamente ci sarà. E niente raga, un saluto dal commendone veneziano, vi auguro ancora buone feste, buon tutto, anche se il video ci sarà il 27 credo, che è il giorno che li paga, quindi si recupera qualcosa. E niente, un saluto dal commendone veneziano, ancora buone feste, ci becchiamo per gli acquisti di gennaio con questa modalità. Purtroppo però mi si è spaccato il telefono, quindi devo prendere il telefono nuovo, visto che il telefono è l'unica cosa dove non voglio spendere troppo perché cadono. Stavolta però ho visto che i telefoni medio-bassi mi durano poco, meglio uno un po' più prestante, ma che mi dura di più. Raga, alla prossima. Ciao, buon Natale, buone feste, buon tutto!